Quanto è difficile scrivere un libro personale, un diario come questo? Allora, difficile non solo per la scrittura ma per il tema, perché la storia di un altro, la storia di un padre, una storia complicata, il rapporto con un ragazzo autistico, e quindi lì significava e voleva dire, la sfida era un po' questa, quella di stare su una storia che non conosci, di cui hai poca esperienza umana, e bisogna starci né troppo lontano perché diventava una cronaca, né troppo vicino perché non è la tua storia. Quindi bisognava trovare un po' di giusta distanza e lo sforzo è stato quello di trovare questa giusta distanza. Durante la stesura del libro lei ha conosciuto personalmente i due protagonisti, Franco e Andrea. Cosa le è rimasto della loro storia? Beh, intanto mi ha molto colpito, mi è rimasto il coraggio con cui Franco ha affrontato il viaggio, mi ha colpito l'eleganza e la stravaganza di Andrea, perché ha una sua bellezza in sé, no? Mi ha colpito moltissimo la positività che ha questo padre, che nonostante viva una complicatissima situazione familiare, ci prova a reagire, e non solo ci prova a reagire, ma anche l'energia, che è un senso però di vitalità, di forza, di fare un viaggio speciale che resta come insegnamento, non come ricetta per altri, ma come insegnamento di coraggio e di rottura degli schemi, perché ogni tanto questa nella vita serve. Dopo questo libro crede che la vita dei due protagonisti sia in qualche modo cambiata? No, come dice Franco, Andrea resta autistico, quindi da questo punto di vista non cambia quasi nulla per loro. Sono contenti che questa storia serva perché altri genitori, forse meno fortunati, come dice Franco, di lui, trovano la forza, l'energia, ma anche l'occasione per uscire un po' più dalle proprie galere, dalla propria prigione, parlare un po' di più delle proprie condizioni, e il fatto che si parli di più di autismo serve sicuramente a tutti. Che messaggio lascia questo libro? Ogni tanto fuori dagli schemi, con coraggio, e ogni tanto fuori dagli schemi c'è qualche buona occasione di vivere in maniera anche felice la vita.